Speciale predatori questa sera, io e il mio amico Riccardo, seppioline contro cefaletto. Eccoci nella Servidora questa sera, spettacolo di esche, seppioline mini, calamari, tutta roba fresca. Guardate che spettacolo, guardate il mio dito e guardate questa seppiolina. Dall'altra parte, terminale cavetto d'acciaio 0,40, 0,28, amo dello 0. Monteremo una prima canna, seppiolina, bella libera, senza cavetto, e la seconda una seppiolina un po' più grande col cavetto d'acciaio, a vedere se c'è qualche serra. Eccolo la prima montatura, che poi sarà la stessa anche dell'altra canna, mini trave basso, piombo a sfera per reggere meglio il mare, 150 grammi brillatura, 0,28 per questa piccola seppiolina che adesso faccio vedere. Amo dello 0, prima canna liscia senza cavetto d'acciaio, 0,24 in bobina. Attenzione, per la seconda la cosa inizia a farsi un po' più interessante. Questa seppiolina, che tanto seppiolino non è, cavetto d'acciaio, amone all'interno, 0,40, bello lungo, 150. Cos'era? Cos'era? Attenzione, piccola vibrazione sul moscardino di Riccardo e arriva il terminale bello che tranciato. Forse stasera siamo nel posto giusto, ora amici. Attenzione, il primo controllo sulla seppiolina ci torna indietro così invece. Ecco la seconda che ci torna a terra. Probabilmente ci sono anche dei saraghi o qualcosa del genere a disturbare un attimino la nostra azione. Guardate come è stata ridotta la nostra seppia. Adesso per questi secondi lanci proveremo una corta, sempre con il nylon fluorocarbon normale, corto, molto corto, sotto riva. Adesso sto innescando un'altra seppiolina bellissima e poi la seconda canna sulla lunga distanza. Attenzione, ore 9 meno un quarto, prima aggressione da oca selvatica. Dovremmo sacrificare il nostro Riccardo, mi spiace amici che ci state seguendo da casa. Forse no, si stanno dirigendo verso i nostri vicini, pescatori bigattini. Direi di sì. Siamo stati fortunati. Attenzione, innesco delle 9. Qua abbiamo un cefaletto che abbiamo tenuto dalle scorse battute. Amo, cavetto d'acciaio, flotte, filo elastico, forbici. Adesso lo prepariamo. Eccolo qua il risultato del nostro innesco di cefaletto intero. Ho lasciato giusto la coda per dare una parvenza di mobilità. Flotter all'interno, cavetto d'acciaio, 0,40 e si parte. 9, prima ora e mezza di pesca andata. Lunga distanza, cefalo flotterato, corta seppiolina. Nostra destra Riccardo, anche lui stessa modalità. Una corta, una lunga. È un tramonto di fine luglio meraviglioso. Attenzione, un cefalone gigante gentilmente offerto dal signore qua vicino, che l'ha preso a bolognese. Più o meno siamo a posto coi filetti da qua a Natale. Guardate che bestione, bestia gigante, molto bene. Signori, siamo partiti. Serata serra, serata. Primo in canna per Giorgio. Dovrebbe essere anche un bel esemplare.
Guardiamo se ci fa qualche salto. Eccolo. Secondo me è più grosso dell'altro. Attenzione. Vediamo se ci regala un altro saltino. Ormai a galla. Eccolo, eccolo, piccolino. L'antiritorno del sarcastic no però, ma è una merda, tiralo fuori. La smetti, c'è il cavetto d'acciaio. Signori, non prendete indicazioni da Giorgio su certe cose. E ora si fa mordere un dito, io ve lo dico. Ora glielo stacca, piccolino. Siamo venuti alla ricerca di Serra e Serra è venuto, amici. 9:30, ho rimesso esattamente dove era il cefaletto flotterato sulla lunga distanza e si riparte, amici. Primo Serra a terra, adesso ritirerò su anche la seconda e opterò anche per la seconda sulla lunga distanza. Sempre seguire il pesce. Ecco lo secondo innesco. Adesso per sicurezza comunque ho messo il cavetto d'acciaio 0,40. All'interno la seppiolina ha già un osso flotter che la flotterà naturalmente, quindi non stiamo ad aggiungere niente, così naturale, e si parte anche con la seconda sulla lunga distanza. Ora il nostro amico Giorgio, ancora un altro Serra. È un po' più grosso di quello. Meglio, meglio. Non perderlo. Sono stato 5 minuti in acqua. Ah, sì. Si vede che sono un pelino più fuori. No, ti viene contro veloce. No, è bello distante, Ah, no, guarda quello di prima. Sì, sì. Vediamo quando arriva. Pensavo di essermi preso la canna, prima mentre lanciavo ci ha dato la prima cannonata. Bene. Meno male che Vabbè. mi sono girato, poi ho continuato a spezionare. Porca miseria, che fatica stasera. Signori, a noi di Giorgio che recupera non ci interessa. Ci interessa solo del pesce. Piccino, ci ha dato una bella partenza all'inizio, ma come quello di prima. Dov'è adesso? Ecco qua. Eccoci. Mettiamo l'onda giusta. Abbiamo di nuovo perso. Questo è un bel serrotto, altro che quello di prima. Questo è un bel serrotto. Che miseria, amici! Aspetta lì. Olle! Questo è un bel pesce. E mi sa piccolo stasera, Mi sa che dentro il forno questo qua non ci sta. Attenzione, sfrizionata sul filetto di cefalo di Riccardo questa sera. Abbiamo visto che il filetto di cefalo sulla lunga distanza è quella che dà più risultati. Guardate questa canna che è veramente un palo della luce, ve lo assicuro. È una delle prime canne che abbiamo preso insieme con Riccardo della Shimano, è un vero palo che utilizziamo per la lunghissima distanza. No, l'ho tolta prima. Oh. Serra Salterini questa sera. Recuperiamo insieme al nostro Ricky. Ce l'abbiamo sotto ormai. No! Si è slamato, porca miseria, ha fatto un salto. 11:15. Tutte le canne in acqua. Adesso 3 filetti di cefalo flotterato che abbiamo visto quello più funzionante per questa sera. Sulla lunga distanza. 2 canne con novello. E si continua.
Peccato per il Serra di Ricky, ma sono sicuro che qualche cosa si rifarà vivo questa sera. Altra sfrizionata sul cefaletto flotterato, altra sfrizionata a vuoto. Incredibile. Guardate, trancio completamente aperto. Porca miseria. Fortunatamente il signore ci ha lasciato questo cefalo gigantesco, veramente una bestia di più di 1 chilo, che stiamo sfilettando piano piano e innescando poco alla volta.